UEFA Champions League, 323 minuti in competizione, 3 gol, 0 ammonizioni, e soprattutto, amiche belline e amici bellini, Amici bellini, se ho fatto bene i calcoli, questo poi cade a fagiolo con il compleanno di Dem. Io poi dopo lo dirò, dico facciamo il compleanno di Dem dopo domani. No, perché l'ho dovuto tagliare, come ben sapete. Quindi andiamo a vedere i centrocampisti in questa analisi approfonditissima sul Napoli 2022, perché il 2023 poi si vedrà, però perché dobbiamo pensare che tutto si deve distruggere quando questa squadra ci sta dando delle soddisfazioni e ci dobbiamo godere il percorso. Quindi andiamo a vedere quest'ulteriore analisi. Chissà che cosa è successo in questi giorni, il Qatar. Io non so niente perché vengo dal passato, è proprio tutto il contrario. Io per questo non sarò mai virale e voi non lasciate i like abbastanza, perché vengo dal futuro. Qatar già è scurruto. Cominciamo. vai. Passiamo ai centrocampisti. Gianluca Gaetano. Il ragazzo ha giocato in campionato 42 minuti, 21, 20 e 1, e Si ritrova anche un assist, insomma, un po' fantasioso. addirittura in UEFA Champions League 11, 6 e 20, 37. Ci tengo particolarmente i miei minuti perché in trasmissione se ne vengono buttati a casaccio. Questi sono quelli ufficiali, compresi i recuperi, anche del primo tempo, che a volte uno segna solo quelli del secondo tempo, ma invece ci sono. Dimmi, ripetimi un attimo i minuti in Champions League. Sì, li dico subito. Sono Gaetano 11, 6 e 20, 37 in totale. Pensa, il Napoli porta 28 minuti in Champions League, quindi anche loro potrebbero riaggiornare la loro app. Ha giocato di più, date soddisfazione. È molto semplice però, Valerio, cioè sono, mi sembra 7-8, anche molto lunghi ormai. PDF, prima era l'aspetto statistico dei siti della UEFA, erano i più scadenti e quello più ricco di Serie A. Adesso quelli della UEFA hanno nettamente soppiantato quella Serie A. Se tu vai al report della partita non c'è più, a parte la pagina generale, poi ci sono dopo pochi minuti i vari report in PDF divisi non solo per primo tempo, secondo tempo, pure per settori di campo e per difesa, attacco, e sono 7-8 PDF di varie pagine. Infatti il mio lavoro statistico è lunghissimo, perciò ci perdonerà. Quindi si tratta di prendere, crearti un tuo database e poi avere la pazienza molto lunga per tutte le squadre di andarti a mettere i numeri e non aspettare tante domeniche, perché sennò ci metti le giornate. Però lo devi fare ogni dopo partita, ogni partita. E quindi io prendo solo o sono sbagliati quella della UEFA Champions League e a questo punto prendete con la UEFA Champions, però io propenderei per la prima ipotesi che sono sbagliati quella dell'app. André Frank Zambo Anghissà. Su questo permettimi, mamma mia, questo video ti odieranno e tu odierai me. No, non mi interessa, io metterò, lo dico tranquillamente, metterò un pezzettino, perché questo è interessantissimo, perché stiamo andando nel profondo e la memoria, un pezzettino all'inizio, e se non se lo vedono tutto se lo perdono. Anghissà ci dà questa impressione, no? Tu poi hai coniato, e questo è il bello del calcio, è Valerio Fluido, no? Che ha dato non solo ritmo ma una componente di simpatia che poi penso ciascuno di noi subito aspetta un certo tipo di reaction, che però ormai non è più predominante della figura di Valerio, no? Perché sono molto più l'analisi tattica, le chiacchierate inutili con me o altre cose, però la reaction, diciamo, è una componente importante ma ormai tua residuale, che invece sta diventando predominante per le trasmissioni. C'è qualche cortocircuito. Vabbè, chiusa questa. Il fatto di Inciabà, Anghissà, il fatto che si è messo le scarpe, ancora non si è allacciato le scarpe. Sì, perché l'impressione, io non ho speso parole ottime con lui, che spesso è di uno strapotere tutto tecnico, fisico, ma anche di confidenza con se stesso, no? Cioè fa dei numeri che qualunque allenatore, che se non fosse lui, dopo un minuto lo caccerebbe dal campo. Ha detto: tu non puoi fare quella cosa in quella zona del campo, è rischiosissimo. Parliamoci chiaro, lui a volte fa delle cose che solo perché lui, poi non so se Spalletti lì, però lo fa con una tale nonchalance, no? C'era Ian Fleming, quando ha dato il nome di 007, ha voluto dare un nome a un personaggio che doveva essere leggendario, cioè che facesse cose al di fuori del comune, e come è noto la leggenda prese il nome di un libro, cioè dell'autore di un libro che si chiama James Bond, quindi gli diede un nome, cioè questo
su un libro di uccelli, qua non è una metafora sessuale, perché qua era proprio quello il libro che aveva sul comodino, perché Ian Fleming faceva birdwatching, e per lui doveva essere un nome sia molto facile, nel senso che a livello internazionale, pensa un po', Kvaratskhelia non l'avrebbe mai potuto dare, doveva essere facile per tante nazioni, e a qui arrivo il fatto, il parallelismo, la mia mente, non posso farvi vedere tutti i passaggi che ho nella mia mente, che uso questa espressione, tanto banale e ordinario come quando a tua moglie chiedi passami il sale. Passami il sale non è una frase letteraria o importante della vita, passami il sale, cioè, no? Ecco, Anghissà a volte mi dà l'impressione di fare delle cose eccezionali con 2 o 3 giocatori addosso, con la stessa leggerezza e banalità di passami il sale di Ian Fleming, amore, che ha voluto dare là. Bene, sì, ora è da capire. Per ora questo basta avanza nel campionato italiano, se lui vorrà sforzarsi di addirittura fare uno step successivo e diventare ancora più dominante, no? Diciamo, perché a livello qualitativo è cresciuto molto rispetto all'anno scorso, abbiamo visto anche segnare, spingersi molto. A livello organizzativo lo vediamo a volte iniziare una zona del campo, a volte avere una partita dove è molto più vicino allo Bokta, a volte lo vediamo mezzala o in una situazione, per un tempo si chiamava di interno, si è persa questa addizione. Maradona era un interno, oggi come lo chiamerebbero Maradona? Forse sottopunto, però era Maradona, e quindi anche a livello poi tattico a volte lui capisce il momento della partita, e quindi è un uomo molto importante non solo nella preventiva, nei raddoppi, nella chiusura, perché questo è un elemento che non viene mai sottolineato abbastanza. Nella chiusura dei passaggi, perché il Napoli è così bravo, e qui tutto il reparto, anche centrocampo, a recuperare spesso la palla, non solo il pressing organizzato, ma la capacità di chiudere il più possibile le linee di passaggio, e quindi poi ti crea all'avversario non solo difficoltà a pressione, più tempo perdi avversario e più hai questi giocatori addosso, bravi anche gli attaccanti, quindi bene Anghissà, ma mi dà ancora questa idea, passami il sale. Io non so se poi sarà necessario, lui vorrà fare uno step successivo, io ho l'impressione che ce l'abbia nelle corde, nella testa, nei piedi e nel fisico, però non è detto che lo faccia, però quando lo farà sarà ancora peggio, perché è veramente tanta roba. Per ora scende, a volte veramente dice vabbè, oggi con chi giochiamo? Questi qua, mi tengo le ciampe, non so, c'erano le pantofole ciampe, no, di me. Considerato nell'app tra i centrocampisti, anche se lo abbiamo visto anche più avanti, Elif Elmas o Elmas, non lo so. Allora, Elmas ha giocato 594 minuti in campionato, una ammonizione e 3 gol. UEFA Champions League, 162 minuti, purtroppo non ha segnato, però ha giocato solo una partita più importante, 75 minuti, poi ha giocato 25, 27, 18 e 17. A prescindere da quella frase, non voglio tornarci su quel tweet, no, della panchina, ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma più che altro a scatenare quelle che poi sono le sue qualità, che tu spesso hai sottolineato nelle dirette, nelle action, capacità di coprire l'area, di essere presente, no? Di avere maggiore, non solo fisicità, proprio maggiore copertura, no? Quindi il Napoli ha un Osimhen meno solo. La cosa importante che ci fa sperare che se ha avuto un momento di crisi umana, e che poi umana nel senso proprio che poi professionale, no? Prestazioni, di nuovo in progress, mentalizzato, Elmas, tutti hanno diritto alla loro opinione, perché poi io sono veramente un liberale democratico, quindi puoi dire quando non sa che sa fare, invece mi sembra l'impressione di uno che sa giocare a pallone. È chiaro, non ha avuto ancora la possibilità, questa invece è la notizia, di fare un campionato intero, non solo titolare, almeno in un ruolo e mezzo. Si sottolinea sempre, ma che sa fare? Vabbè, ma questo ragazzo ha avuto la possibilità di dire, giocherai secondo appunto, trequartista, cosa? Di 38 partite, nessuno ne fa tutte e 38, tranne manco Di Lorenzo l'anno scorso che si infortunò. Dico 30 partite, ti lasciamo in pace e vediamo poi. Quindi Elmas, la nostra notizia importante, che se c'è stato questo momento c'è stato un cambio di rotta e adesso è in progressione. Però ovviamente l'impressione mia è che vediamo la punta dell'iceberg di questo ragazzo, non ancora abbiamo visto tutte le qualità di questo ragazzo, questa è l'impressione.
la punta del diamante al contrario, perché il diamante. Stanislav Lobotka. Se Anguissa dissi questo giocatore non c'entra nulla col campionato italiano, io sono solo contento che Lobotka gioca nel campionato italiano, perché permette a tutti gli amanti del calcio e del buon gioco di vedere un giocatore che è un poeta del pallone, non dà del tuo al pallone, sai, si dice questa espressione, dai del tuo al pallone, e poi ovviamente per questioni di campanilismo, per una volta fatemi essere, per una sola volta lo sono, dai, beh, sono contentissimo che gioca nel Napoli, perché c'è una tradizione di bel gioco nella nostra squadra. Voglio usare, ecco, quando ti feci il giochino che io devo chiedere ai miei studenti in una sola parola, ecco, la faccio per una volta, Guido fa se stesso, disarmante, nel senso proprio più nobile, che disarma proprio anche gli avversari, cioè è disarmante. Cioè, Lobotka sì, stiamo a vedere che ha sbagliato una volta, gli ultimi ha perduto il passaggio, ragazzi, ma non sono robot, ha rasentato la perfezione. Lobotka 1296 minuti, un gol e una munizione in campionato, 1296, scusate, prima avevo invertito, in UEFA Champions League 539, nessun gol e nessuna munizione. Le ammunizioni in UEFA Champions League sono 8. E passiamo a Tanguy Ndombele. Scusate, bevo perché chiedo scusa se non trovo bellissimo bere in video, però mi hanno fatto notare un video del mio canale che si sente a volte la salivazione, quindi sto imparando qui dal maestro Valerio che bisogna bere. Partito maluccio, ma Giuntoli ci aveva detto le sue difficoltà, ci aveva detto che all'inizio era meglio in un centrocampo a 3, mi è sembrato in ripresa, cioè non è un giocatore del Napoli, quindi intanto non sappiamo quale suo arco narrativo futuro, però nelle ultime uscite mi è sembrato più solido, proprio più solido in campo, non solo in interdizione, anche nel smistare i passaggi, di farsi quello che a me non piaceva all'inizio, non è essere pesanti, disfattissimi, ragazzi, è che poi alla fine io la voglio vincere le partite, non sto in campo, almeno posso guardarle con attenzione. Vi do questa brutta notizia, nel senso che anche se sono un freddo analista, io però poi non sono contento quando il Napoli perde, non è che mi lascio indifferente. Lo trovavo sempre in ritardo, sia nella fase difensiva e sia nella fase offensiva, e questo è il peggior difetto che possa avere un calciatore in qualunque zona del campo. Peggior difetto, chiaramente eliminando quelli della disonestà. Adesso questo elemento è andato scemando, quindi sta trovando più velocemente la posizione in campo all'interno della partita, che è uno dei difetti, poi lo analizzeremo a volte, di Zelinski, che tu devi trovare, no, la tua mattonella. Se la trovi, un giocatore come Zelinski, anticipo, diventa devastante per la qualità che ha, se non la trova diventa inutile. Quindi l'ho visto in progressione. Passiamo a Diego Dem. Il Napoli porta 20 minuti, tu sicuramente ne avrai qualcuno in più, perché da quanto ho capito 32, e cito, esatto. 12, 14 e 6 alla decima, 12esima e 14esima, però è stato secondo me gli mancano i minuti di recupero. Sì, secondo me sì. 0 gol, 0 munizioni, è inutile che dico in UEFA Champions League perché non era tra i giocatori ingiudicabile, immagino. Sì, è ingiudicabile. Zelinski non per cattiveria, ma per onestà nei suoi confronti, attenzione. Scusa, via, sono qui un po' toni leggeri, è una citazione che a qualcuno non piacerà di Ian Fleming, eccetera, ma non siamo qui a fare i buffoni. Senza dubbio. Anche per lui vale il discorso Zanoli, molti tifosi si chiedono, lo venderesti a gennaio per fare entrare qualcuno al posto suo con più fisicità, perché immagino che Spalletti questo vada trovando. È l'unico giocatore che secondo me c'è la possibilità, il rischio di io che vi ho detto sempre, sarei contento se il Napoli rimanesse questo, non partisse nessuno, però c'è la possibilità che sia lui che da di essere ceduto, e visto l'utilizzo col contagoccia, non penso che nessuno Spalletti si strapperà le vesti. Poi non so chi verrà. Il ragazzo, non dimentichiamoci che poi c'è qualcuno che disse abbiamo perso la Champions League perché Gattuso adesso l'ha tolto, chi incensa Lobotka lo insultava, però era colpa di Gattuso. Mamma mia. Il ragazzo ha una sua qualità tecnica umana, non è giovanissimo, perché Dem mi sembra che anche lui è del 91, lì devo ricontrollare, quindi non è 21 novembre 91. Guido ancora la memoria di funzione. Auguri a Dem dopo domani.
Quindi per ora troppi pochi minuti e poi soprattutto minuti finali. Passiamo al polacco che tra un po' scenderà in campo, tra l'altro contro Lozano, Piotr Zielinski. All'inizio Zielinski non è partito benissimo in questa stagione, perché poi la memoria invece fa molto difetto spesso delle persone. Poi ha trovato un po' tutto, secondo me anche una certa serenità. Visto che non è stato nominato capitano, non voglio tornare sull'argomento, no? Secondo me è un aspetto importante che andrebbe fatto su Zielinski, ma non siamo nello staff tecnico. È solo neanche caratteriale, è solo un aspetto psicologico. Zielinski, da un punto di vista calcistico, ormai potrà migliorare poco. Fortunatamente ha grandissime qualità, si migliora fino a un certo punto, ancora può migliorare perché non è un 38enne. L'aspetto qualitativo sono ormai sfumature, no? È inutile che sottolineiamo, non perché le sminuiamo i suoi notevoli pregi tecnici e tattici. Tra l'altro Zielinski, penso che a qualcuno ormai gli piace questo fatto dei numeri, 976 minuti, 3 gol, campionato 0 ammonizioni, UEFA Champions League 323 minuti in competizione, 3 gol, 0 ammonizioni e soprattutto amiche belline e amici bellini, 15 presenze su 15 giornate di campionato e 6 presenze su 6 giornate di UEFA Champions League. Viene sempre sottolineato, non è un attacco per dire, viene sempre sottolineato Di Lorenzo, il Regolo, ma Zielinski è evidente che sia un giocatore cruciale per lo scacchiere del Napoli e quindi se noi vogliamo bene al Napoli è fondamentale che lui aumenti la costanza della qualità delle sue prestazioni e questo è solo un fatto psicologico. Concludo, visto che non hai il peso, l'onere e la responsabilità di essere caricato del fatto che è capitano e anche il fatto che tu non devi andare se succede qualcosa tu dall'arbitro, ma ci deve andare Di Lorenzo. Io spero che venga fatto un discorso psicologico su Zielinski, detto tu sei la stella ti devi accendere come una stella, devi vivere con una certa leggerezza come quando ci fa impazzire che danzi sul pallone, cambi i piedi, il controllo orientato, senza la pressione di essere né il capitano né la stella, perché tutti si aspettano il capocannoniere, no, Osimhen, in modo tale da scatenarti. Ecco perché io lo volevo tipo capitano, nel senso speravo che quella fosse la molla perché lo sappiamo che lui è forte, ma deve essere forte più minuti durante la partita e più partite consecutive, in modo tale che poi diventa quel giocatore che qualcuno ci ha preventivato. Però Zielinski, detto, ha pure lui una partenza lenta, poi si incomincia ad accendere, adesso lo vedo anche sereno. Poi il ragazzo è correttissimo, ragazzi, è un ragazzo, ma tutte le persone che giocano bene a pallone tendenzialmente, non solo nel Napoli, poi vedi sono più corretti. Passiamo agli attaccanti, il primo che ci propone l'app è Victor Osimhen. E insomma ci fermiamo qui perché l'attesa cresce, la suspense, insomma per quanto riguarda gli attaccanti ci vediamo domani, è un appuntamento che potrebbe continuare se uno avesse il tempo a disposizione e lo studio, la possibilità di studiare. Io dovrei fare questo per tutte le squadre, pensa un po' che grande YouTube, ma no, faccio il musicista e quindi non lo posso fare, però per il Napoli ci tengo e quindi funziona e quindi chissà se escono anche altri video nel frattempo, non posso sapere niente. Voi lasciate i like, vi iscrivete al canale Telegram, vi iscrivete al canale e lo dite ai vostri amici che qua si cerca di fare delle cose sfiziose anche con cortesia, con garbo. Ecco, con garbo. Vi piace il garbo o ama scassa tutte cose? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta.